Turismo balneare al lavoro per applicare la nuova ordinanza regionale sui distanziamenti tra gli ombrelloni, 12 metri quadrati di superficie minima, deroga per gli arenili con problemi di erosione. Anziana 91enne muore al Vax Point di Villorba un'ora dopo aver ricevuto la seconda dose di Pfizer. Era in auto e stava aspettando la figlia. L'ULSS dispone l'autopsia. La donna soffriva di patologie cardiovascolari. Macchina vaccinale veneta a pieno ritmo. L'ULSS 8 anticipa tutti sugli over 50. Da stasera al via le somministrazioni in fiera. Deltaplano si schianta con 2 persone a bordo poco dopo il decollo sul Colle del Puppolo sul Monte Grappa. Illesa una donna, si sta cercando un uomo. 2 valanghe in poche ore nella montagna bellunese, sulla Tofana di Rozes e sul passo della Sentinella. L'intervento del soccorso alpino, sci alpinisti vivi per miracolo. In 500 a San Zenone per i funerali di Elisa Girolametto, la 19enne di Riese Pio X, morta nel tragico schianto di Altivole. È stato il giorno della commozione. Da Venezia a Padova, Treviso, lo sport è sceso in piazza questa mattina. Dobbiamo ripartire, non ce la facciamo più. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano di questa edizione regionale i temi legati al turismo balneare. Fra una settimana, sabato 15, riapriranno le spiagge. Si tratta di uno dei settori più forti dell'economia veneta, un settore che è al lavoro per applicare la nuova ordinanza regionale. Vediamo. Nelle spiagge venete, tra un ombrellone e l'altro, ci dovrà essere un'area minima di 12 metri quadrati, 2 in più rispetto alle linee guida nazionali. Lo stabilisce la nuova ordinanza firmata dal presidente Luca Zaia, che applica quanto approvato dalla Conferenza delle Regioni. A Jesolo, dove come nel resto del litorale si lavora per farsi trovare pronti alla riapertura degli stabilimenti balneari, le basi degli ombrelloni sono già posizionate o pronte per esserlo. Abbiamo accolto positivamente l'ordinanza del presidente Zaia, che sostanzialmente ha riconfermato le disposizioni anche dell'anno scorso, che hanno dimostrato la loro efficacia. Già nel 2020 in particolare le spiagge della costa veneta sono state aperte in sicurezza, non abbiamo avuto dei cluster, delle problematiche particolari, quindi abbiamo apprezzato il fatto che sia stata data fiducia ulteriore agli operatori che hanno dimostrato grande senso di responsabilità già un anno fa. In zone con specifici problemi erosivi, la distanza tra un paletto e l'altro potrà essere derogata dai sindaci fino a 10 metri quadrati e mezzo. Jesolo nel fine settimana ha attirato diversi visitatori, ma la vera attività comincerà probabilmente tra il 15 e il 20 di maggio. Le spiagge sono una delle voci maggiori del turismo veneto, uno dei comparti principe dell'economia regionale. Quest'anno abbiamo voluto aumentare ulteriormente il grande sforzo fatto l'anno scorso, ovvero quello di riportare al centro della discussione il concetto di sicurezza e di salubrità della vacanza al mare, che è al fondamento della nascita della balneazione attrezzata. Per cui quest'anno parleremo di zona blu, perché idealmente tutte le spiagge del Veneto faranno un ulteriore salto di qualità per mettere al centro della propria agenda proprio il tema della sicurezza. L'idea è quella di passare dal Covid free al batterio zero, la nuova sfida per il futuro. Dalle spiagge alla laguna, prima giornata di sole. Venezia è tornata a essere ripopolata, i turisti hanno affollato calli e campi, auto in coda per raggiungere Piazzale Roma, il garage comunale e quello del Tronchetto hanno registrato il tutto esaurito. Per questo la polizia locale ha comunicato lo stop dei veicoli con l'indicazione a raggiungere le aree di sosta in terraferma, Mestre e Marghera. Per le code sul Ponte della Libertà verso il centro storico le linee del servizio di trasporto pubblico hanno accumulato ritardi in entrambe le direzioni. Massima attenzione agli assembramenti. Si ricorda che da ieri a domani sera è in vigore l'ordinanza del sindaco che chiude alla movida del fine settimana i punti nevralgici della città e di Mestre, anche in fascia gialla. I luoghi sotto la lente di ingrandimento sono i sestieri di Canareggio, San Polo e Dorsoduro. La campagna vaccinale che accelera ci porta nel Vicentino, dove si anticipano i tempi per le vaccinazioni degli over 50. In fiera si è iniziato già questa sera. Over 50 è riuscita a prenotare per quando? Sabato prossimo. Senta, ma com'è stata la prenotazione? Complicata o è riuscita a andare tutto bene? Facilissima proprio, una cosa semplicissima, col telefonino, veloce, indolore.
È stata l'accompagnatrice ufficiale di tutta la famiglia, diceva. Sì, Ecco, infatti. ma è come stato accompagnare gli altri e non vedere mai il suo turno? Infatti adesso che sta arrivando sono felice insomma di farlo. La carica degli over 50, ora è il loro turno di vaccinarsi. 81.000 i soggetti sul territorio dell'Uslotto Berica chiamati a prenotarsi, 23.000 le sedute aperte dall'azienda già nella prima giornata di prenotazione e nel giro della prima ora oltre 4.000 sono stati quelli che si sono prenotati. Ci sono tantissimi giovani, tanti, vuol dire che si sono prenotati. Io Sì. ce l'ho stasera. Lei è over 50? Sì. Come è andata la prenotazione? Facilissimo. È contenta che c'è stata questa accelerazione nella vaccinazione? Sì. Eravamo proprio in attesa. Vaccinazione degli over 50 che nell'Uslotto è partita in serata, mentre durante la giornata in fiera è stato un via vai di prime dosi agli over 60 e a qualche over 70, ma soprattutto si sono somministrate, anticipando anche qui i tempi, le seconde dose di AstraZeneca agli insegnanti. Per loro un braccialetto giallo a identificare il tipo di vaccino e per accelerare al punto di uscita il rilascio del certificato di vaccinazione completata. Hanno anticipato, sì. Io avrei dovuto farlo il 24, ma hanno fissato per oggi. Sono contentissima, non vedevo l'ora di farlo. Proprio tanto contenta. Ma Felicissima. Fine. No, felicissima, si va in classe tranquilla. Percorsi stabiliti, personale volontario che dava indicazioni, poi l'anamnesi che si deve rifare anche per il richiamo ed infine la vaccinazione. Ultimo step, il passaggio per ritirare il certificato ed eventualmente l'appuntamento per il richiamo. Un'anziana di 91 anni è morta questa mattina in seguito a un malore che l'ha colpita poco dopo le 11 al punto vaccini di Villorba. Siamo nel Trevigiano. Da circa un'ora le era stata somministrata al bocciodromo la seconda dose di Pfizer e si trovava all'esterno seduta in auto ad aspettare la figlia, anche lei alle prese con la vaccinazione. L'US 2 ha chiesto che venga eseguita l'autopsia. La pensionata, che soffriva di patologie cardiovascolari e renali, si è improvvisamente sentita male in parcheggio. I sanitari presenti al Vax Point le hanno subito portato soccorso, ma il defibrillatore ha rilevato un ritmo non regolare. Sul posto è arrivata anche un'ambulanza del 118. L'anziana è stata trasportata al pronto soccorso di Treviso, dove è deceduta poco dopo. E a tal proposito sentiamo il direttore generale dell'ULS 2, Francesco Benazzi. La signora veniva a fare la seconda dose di Pfizer che era prenotata insieme alla figlia. La signora ha fatto chiaramente l'iniezione, ha aspettato circa un'ora perché contemporaneamente lo ha fatto anche la figlia. Poi loro due sono uscite, sono andate al parcheggio deambulando ovviamente a prendere la macchina e là la signora, secondo noi, ha avuto un arresto cardiaco. È stata chiaramente poi rianimata come da protocollo. La signora è stata distesa ovviamente fuori dalla macchina, il suo in 12 minuti è arrivato. Ecco, mi sento di dire intanto che voglio dire, gli arresti cardiaci in Italia sono 70.000 al giorno, quindi purtroppo dobbiamo convivere con questa possibilità che succeda. E in secondo luogo non c'è nessun nesso di causalità tra la morte della signora e la vaccinazione, questo lo dico con molta tranquillità. Contemporaneamente però giustamente il nostro medico del SUEM ha chiesto l'autopsia proprio perché sia fatta, come dire, luce totale su quello che è avvenuto, perché noi continuiamo a ribadire non c'è nessun nesso di causalità tra vaccinazione con Pfizer e morte della signora. Poco fa per i titoli vi abbiamo parlato di un deltaplano precipitato in zona Borso del Grappa e di un ragazzo disperso. Ebbene, il ragazzo è stato ritrovato morto dopo aver assicurato la compagna di volo, non ha provveduto a legare se stesso e subito dopo il decollo è rimasto appeso alla sbarra, cadendo nel vuoto dopo un'impennata di questo mezzo, di questo deltaplano biposto. Ha perso così la vita precipitando per oltre 300 metri nel vuoto. Non appena è avvenuto il decollo dalla pedana delta di Col del Pupolo, 850 metri di quota, subito è stata chiara la situazione drammatica, con l'uomo slegato, agganciato alla forza delle sole braccia finché non ce l'ha più fatta e ha mollato la presa sparendo nel bosco sottostante. Sono subito iniziate le ricerche. L'allarme era scattato alle 14:30
11:30, poco fa, anche grazie al supporto operativo del soccorso alpino, l'uomo è stato ritrovato senza vita, quindi una tragedia questo pomeriggio nella zona di Borso del Grappa. È andata invece meglio ad alcuni sci alpinisti nella montagna bellunese, dove ci sono state 2 importanti valanghe nell'arco di pochissime ore. 2 valanghe nella giornata di oggi. Una si è staccata sul passo della Sentinella. Sul posto il Pelican di Bolzano, che ha individuato la persona rimasta per fortuna sopra la neve. 28 anni, di Venezia, trascinato per circa 300 metri e che, ferito ad una gamba e imbarellato per prudenza, è poi stato trasportato all'ospedale di Brunico. L'altra valanga sulla Tofana di Rozes, 200 metri circa sopra il rifugio Giussani, dove erano presenti diversi sci alpinisti, con una ragazza, 27 anni di dito e mezzo, trascinata a valle per 150 metri e portata poi all'ospedale di Belluno per un sospetto trauma alla schiena. Volevamo fare un piccolo promemoria, un ricordo a tutti i frequentatori dell'ambiente innevato di questi ultimi giorni, di fare molta attenzione perché abbiamo un manto nevoso ancora importante, con accumuli da vento e soprattutto le condizioni che cambiano in modo repentino dalla mattina, dal primo mattino fino a metà mattina, primo pomeriggio. Quindi fate molta attenzione, occhio ai pendii esposti al sole, perché l'irraggiamento gioco forza fa cadere la neve, che in questo periodo è anche molto pesante. Quindi fate molta attenzione e buon divertimento a tutti. Scattati gli allarmi in entrambe le situazioni, è intervenuto l'elicottero dell'Air Service Center convenzionato con il soccorso alpino Dolomiti Bellunesi, che ha trasportato anche squadre di soccorritori e unità cinofile, cui è stata affidata la bonifica delle superfici interessate, anche al fine di assicurarsi che non vi fossero altre persone coinvolte. Ritorniamo nel Vicentino per un terribile incidente stradale avvenuto a Lonico. È ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Bortolo di Vicenza un 46enne senegalese residente a Zimella, protagonista di un pauroso incidente a Lonigo. È accaduto verso le 12 lungo la strada provinciale 17 al Misanese, in prossimità della rotatoria di Bagnolo. Probabilmente a causa di un malore, l'uomo alla guida di una Fiat Panda ha improvvisamente invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente prima con un furgone e carambolando poi su un Alfa Romeo Mito che lo seguiva e che aveva tentato di avvertire a colpi di clacson abbaglianti. Immediato l'arrivo dell'ambulanza del SUEM, 4 complessivamente i feriti, ma le condizioni del senegalese sono apparse subito gravissime, tanto da fare intervenire un'eliambulanza. Intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno lavorato per 3 ore e i carabinieri che hanno deviato il traffico e eseguito i rilievi. A San Zenone degli Ezzelini per i funerali della 19enne Elisa Girolametto, morta in un incidente stradale nella zona di Altivole il 4 maggio scorso. È stato il giorno della commozione. Il sole splendeva forte a San Zenone degli Ezzelini, ma mancava di lucentezza per colmare il vuoto dell'anima della famiglia di Elisa Girolametto, la ragazza di 19 anni scomparsa lo scorso 4 maggio in un drammatico incidente stradale. La piazzetta della chiesa parrocchiale era gremita di persone. I volontari della Croce Rossa, insieme ai tanti amici e conoscenti, si sono uniti e stretti vicino ai parenti e a tutta la famiglia della ragazza. Il papà Diego, fiero che la giovane avesse seguito le orme come volontaria della Croce Rossa, ha voluto ricordare la sua piccola nei momenti più belli che hanno trascorso insieme. Ha voluto ricordarla in un abbraccio, in un incontro, in un bacio o nel giorno della sua nascita, dove ha visto il sorriso di Elisa per la prima volta. Mentre Giorgio, il fidanzato, ha voluto ricordare l'amore che lo legava ad Elisa, l'amore dei piccoli gesti e dei bigliettini che la giovane era solita lasciare in giro per casa, con messaggi che arrivavano dritti al cuore.
Un ultimo saluto a lei, che era gioia, colore e felicità, ma anche un giorno per celebrare la vita di Elisa, che aveva ancora tanto da fare e dare al mondo. In Polesine anche la comunità di Lendinare è sotto shock per la tragica fine di Cristian Barcaro, il 40enne morto per le gravissime ferite riportate nel tardo pomeriggio di ieri nello scontro tra la sua auto e un tir alle porte di Badia Polesine. Feriti 3 figli di 10, 7 e 4 anni che si trovavano con lui, attorno ai quali ora si stringe tutto il paese. Fortunatamente nessuno dei 3 piccoli è in pericolo di vita. E sono 11 gli infortuni mortali in Veneto nel primo trimestre del 2021, a dirlo il segretario generale della CISL del Veneto, che chiede sia aperto un tavolo programmatico in regione. La situazione in Veneto vede purtroppo continuare un andamento negativo degli infortuni sul lavoro. Nei primi 3 mesi sono 11 morti denunciati per infortuni sul lavoro in Veneto contro i 6 dell'anno scorso. Un aumento statisticamente importante, quello delle morti sul lavoro in Veneto nel primo trimestre del 2021. A segnalarlo il segretario generale della CISL Veneto, Gianfranco Refosco, che sottolinea come siano in aumento anche le denunce per infortuni sul lavoro. In cima a questa triste classifica la provincia di Padova, dove è ancora vivo il ricordo della tragedia delle acciaierie venete. Come quel tragico incidente del 2018 ebbe un ruolo importante nello spingere la Regione a costruire un piano regionale per la prevenzione agli infortuni, bisognerebbe proprio in questo momento ripartire, ricostruire quel tavolo e programmare il prossimo triennio per ridurre l'impatto degli infortuni. 3 gli aspetti di intervento per i rappresentanti dei lavoratori: prevenzione sui luoghi di lavoro, maggiore vigilanza con l'inserimento anche di nuovi ispettori Spisal e soprattutto formazioni per lavoratrici e lavoratori alla cultura della sicurezza. È necessario riaprire il tavolo programmatico in regione. È il momento di programmare appunto il nuovo piano di prevenzione agli infortuni, coinvolgendo tutte le parti sociali, il sindacato naturalmente, tutti gli enti che si occupano di sicurezza sul lavoro e un forte ruolo deve essere dato al sistema pubblico e soprattutto agli Spisal, che devono essere rafforzati nella loro azione di prevenzione. Dobbiamo ripartire, non ce la facciamo più. Questo è il grido d'allarme delle associazioni sportive dilettantistiche e del CONI, che questa mattina sono scesi in piazza in tutti i capoluoghi del Veneto. Questa è la situazione a Treviso. Bisogna muoversi perché prima o poi molte società chiuderanno se non ci muoviamo noi. Il messaggio di Marino è condensato in poche semplici parole: tornare a giocare con i suoi compagni dell'hockey in carrozzina, i Treviso Bulls, e farlo quanto prima. Per tanti atleti dilettanti, in particolare disabili, lo stop causa pandemia è un passo indietro verso un'autonomia conquistata con fatica. Ho perso la vita sociale. La vita sociale l'ho persa ormai. Una situazione ormai al limite, con il CONI sceso in piazza nel salotto buono della città di Treviso per chiedere il rispetto delle associazioni dilettantistiche nella sola marca un vero e proprio mondo. 90.000 e parliamo di soli tesserati, di soli atleti. Poi 1015 società e una marea di persone. Una marea finora rimasta per lo più in silenzio, ma che chiede di ripartire subito in totale sicurezza. Le associazioni sportive dilettantistiche, credetemi, seguono in maniera precisa tutti i protocolli che vengono dati dalle rispettive federazioni. È il caso, per esempio, della disciplina del karate. Abbiamo il contatto e il kata, che non è contatto, abbiamo 12 metri quadrati a testa. In 12 metri quadrati riusciamo a gestire i ragazzi in assoluto, ognuno ha un suo box. Ci sono poi le piscine ancora nell'incertezza e che in mattinata hanno realizzato in contemporanea al sit-in del CONI dei flash mob nei singoli impianti, subito condivisi in rete. Incalcolabili danni, sono ormai con
abbiamo perso bilanci che sono disastrosi, sono centinaia di migliaia di euro, dalle piccole società a milioni di euro per le grosse società. Pieno sostegno dal sindaco Mario Conte anche in qualità di presidente dell'Anci Veneto, preoccupato soprattutto per i risvolti sui più giovani. Io voglio invertire il dato che vede premiare poche decine di giovani per meriti sportivi e curare invece diverse centinaia di giovani per dipendenze da droga e alcol. Lo sport è una soluzione, non è il problema. Lo sport deve ripartire, lo dobbiamo fare obbligatoriamente, lo dobbiamo ai nostri giovani e alle società. Per noi adesso c'è la pubblicità. A dopo. Ritorniamo in studio per andare a Padova e parlare di opere pubbliche, perché il sindaco Giordani ha annunciato che il governo ha assicurato il finanziamento della terza linea del tram pari a 335 milioni di euro, a patto che l'opera sia pronta entro il 2026. I 335 milioni di euro della linea SIR 2 del tram, quella che andrà da Rubano a Vigonza, sono nel recovery plan del governo. Lo assicura il sindaco Giordani. Ma l'opera va realizzata entro gennaio 2026. Insomma, hai voluto il tram, adesso pedali e forte se non vuoi perdere il megafinanziamento a fondo perduto dell'Unione Europea. Il SIR 2 sarà la linea tranviaria che collegherà la cintura urbana da ovest a est, da Rubano ai confini con Mestrino fino alla stazione ferroviaria di Vigonza. Un attraversamento della città per via Chiesa Nuova, via San Marco e Ponte di Brenta. Vuol dire cambiare Padova, vuol dire fare città smart, vuol dire cambia sotto l'aspetto del trasporto pubblico di massa in maniera incredibile. Il prossimo anno arriverà anche gli autobus elettrici, 100 bus elettrici, per cui vuol dire che l'inquinamento assieme agli alberi, che 3 milioni di investimento di alberi, 20.000 alberi, cambiamo la città, non a parole, non a rendering, a fatti. L'esperienza della progettazione della linea SIR 3 fa pensare al sindaco Giordani che Padova ce la farà a rispettare i tempi. La linea SIR 2 sarà però più lunga della 3. Le arterie stradali che attraverserà sono oggi tra le più congestionate in ingresso e in uscita dalla città. Facile quindi immaginare quale sarà l'impatto dei cantieri da qui al 2026. Sì, dobbiamo portare un po' di pazienza, però noi cercheremo di fare meno danni possibile. Abbiamo un grosso vantaggio, l'esperienza che abbiamo fatto in questi mesi, per cui diventa anche facile adesso a proseguire. Abbiamo capito i problemi, stiamo già facendo indagini sotto l'aspetto ideologico di precisione sul tram, ce la faremo sicuramente. A Vicenza, perché la ripartenza porta una pioggia di prenotazioni tra musei e mostre nei fine settimana. Il riscatto della cultura, c'è voglia di mostre e visite guidate. A Vicenza arrivano le prenotazioni attese. Musei e teatri chiusi fino a poche settimane fa con il rientro in fascia gialla tornano a rianimarsi e Vicenza ha puntato su una mostra evento dedicata a Romano Lotto. Abbiamo tantissime prenotazioni, soprattutto nel fine settimana per i musei, ma anche laddove stiamo iniziando ad aprire degli spettacoli, penso ai matinè, al Chiericati e comunque ad esempio alla mostra di Romano Lotto. Devo dire, le persone hanno davvero molta voglia di ritornare. Per il momento riempirsi è l'agenda dei fine settimana, per i restanti giorni si attendono l'arrivo dei turisti. Certo non aiutano le ancora tante regole e limitazioni che rendono più complicato rendere godibile le visite a mostre e musei. A ripartire è anche il teatro comunale, intanto con la danza, ma la città si prepara anche agli eventi estivi all'aperto. In prospettiva nei prossimi mesi, come abbiamo fatto l'anno scorso, seguiremo delle prescrizioni rigorose che vengono concertate con ULSS e con la Questura e riusciremo secondo me a garantire il ritorno anche degli eventi nelle piazze piuttosto che nei parchi. A Venezia, perché la città si prepara al rito dello sposalizio, alla festa della Sensa. Ci saranno i sindaci delle 7 città capoluogo di provincia del Veneto, delle città di Venezia, Treviso, Rovigo, Padova, Verona, Vicenza e Belluno, domenica 16 maggio a Venezia, per la festa della Sensa, tradizionale rinnovo dello sposalizio di Venezia con il mare, nello specchio d'acqua di San Nicolò al Lido. Ce lo anticipa il delegato del sindaco alle tradizioni Giovanni Giusto, confermando che, causa Covid, quest'anno, come già nel 2020, non ci saranno corteo acqueo e regate. Confermata invece la messa presieduta dal patriarca Monsignor Francesco Moraglia nella chiesa di San Nicolò del Lido. Ci limiteremo
indubbiamente, ma senza assolutamente privarcene di quello che è il simbolo dell'evento, o meglio lo sposalizio dei veneziani con le loro acque. Saranno presenti anche i sindaci di Genova, Pisa e Amalfi, che avranno il compito di consegnare l'anello dogale ricevuto nel 2019 e tenuto eccezionalmente dalle antiche repubbliche marinarie per 2 anni, proprio a causa del blocco provocato dal virus. Saranno soltanto poche gondole, una di queste porteranno a bordo il sindaco di Venezia e il patriarca, che con la famosa frase "sposiamo te, o mare, in segno di vero e perpetuo dominio", lanceranno poi l'anello in acqua. Giusto ribadisce la grande attualità di un rito così antico. Il prossimo anno sicuramente ritornerà la vera festa, l'aggregazione popolare, la Venezia che nell'acqua si muove. Dal Veneto è tutto, grazie per l'attenzione, ci sono le previsioni del tempo, buon proseguimento. Bentrovati al meteo. Sempre alta pressione prevalente, anche la giornata di domenica sarà meteorologicamente tranquilla. Da lunedì anticiclone in declino e graduale peggioramento. Nel dettaglio sul Veneto sarà una giornata decisamente buona, la grafica infatti ci mostra un ampio soleggiamento un po' su tutti i settori della nostra regione. Il cielo sarà limpido, sgombro da nubi, salvo per qualche occasionale nube di passaggio. Temperature in aumento, minime tra 9 e 14 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 19 e i 23 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove lo scenario sarà simile, contesto anche qui stabile, con tanto sole dappertutto e senza piogge. Temperature minime tra 9 e 12 gradi, massime sui 21-22 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, anche qui sole ovunque, cielo sereno e terso. Temperature minime intorno ai 10 gradi, massime sui 24 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3.